Allora siamo con Federico Simeoni, segretario, vice segretario del nuovo patto per l'autonomia. Il Friuli ha già raggiunto un successo sulla strada dell'autonomia, perché in effetti è una regione a statuto speciale, però avete già conquistato 2 seggi in consiglio regionale del vostro partito, ma alla fine che cosa possiamo insegnare al Veneto, come si può raggiungere più facilmente la strada dell'autonomia? L'autonomia non è una strada scontata, soprattutto non è una conquista permanente, le insegna la nostra regione, che è nata ultima tra le regioni a statuto speciale, quella che probabilmente è anche con uno statuto di autonomia più debole, che negli ultimi 10 anni è stato intaccato da una serie di gestioni, prima di partiti italiani del centro-sinistra, prima del centro-destra, poi del centro-sinistra, dove da un dato di partenza dei 6 decimi dei tributi che trattenevamo sul nostro territorio, alla fine, grazie ai patti finanziari che sono stati stipulati prima con Tremonti e poi con Padoan, attualmente ci troviamo con un residuo di 4 decimi. Questo ha ridotto drasticamente il bilancio, come potete immaginare, della nostra gestione regionale, e tutti i servizi che gestiamo in maniera primaria, che sono la sanità, il trasporto pubblico e la gestione degli enti locali, sono stati ridimensionati in maniera brutale, con una sensazione proprio percepita nettamente dai nostri cittadini, che ci ha costretto proprio a rispolverare le battaglie autonomiste e presentare la nostra lista alle scorse elezioni regionali. Quindi parliamo sempre di autonomia e non di indipendenza, cioè l'indipendenza per voi non va bene. Ma no, se lo chiede, io personalmente sono indipendentista, ma crediamo che in questo momento quello che sia più sentito come necessario dalla gente sia un primo passo verso l'autonomia. Poi chiaro, quando si dà dimostrazione di amministrare bene con gli strumenti dell'autonomia, poi si può pensare di fare anche ulteriori passi. Giù al sud dicono che l'autonomia è un delitto contro la Costituzione, essere autonomi. Le regioni del nord, De Luca in Campania e il presidente della Calabria sono in subbuglio. Lei cosa dice? Che io credo che loro non abbiano mai capito che l'autonomia è innanzitutto un'assunzione di responsabilità che gli amministratori del Mezzogiorno italiano non hanno mai avuto. È facile promettere, è facile storcere soldi alle regioni produttive, però non siamo abituati a lavorare con poco e produrre risultati per la nostra gente. Va bene, grazie con Simeoni, alla prossima.